L'agrigentino Vincenzo Chiapparo ha ottenuto la qualifica di Security Manager, una qualifica sicuramente importante, attualmente collabora con la KSM. Ecco, quanto è importante una qualifica di questo genere e quali sono gli obiettivi che anche nel territorio si possono raggiungere? Naturalmente, innanzitutto il Security Manager rientra nella normativa della 10.459, quindi cristallizza tutte le competenze del professionista della security, quindi questa normativa disciplina tutta la stessa mente che va a svolgere il Security Manager nelle aziende pubbliche e anche nelle aziende private o pubbliche. Naturalmente ne può ricavare dei benefici anche economici, anche la gestione del rischio, che è molto importante ormai in un'epoca che siamo sempre chiamati a svolgere quei compiti più complessi. Quindi le aziende come gli istituti di vigilanza si affidano al Security Manager, che è il professionista della sicurezza. Poi naturalmente il Security Manager è colui che va anche a curare i fatti di natura endogena ed esogena sia per gli istituti di vigilanza che per le aziende private. Ecco, nel territorio è una figura importante questa. Naturalmente sul territorio vantiamo anche grandi realtà che possono essere importanti, nel senso di avere la capacità. La figura naturalmente è arrivata del Security Manager nel 1900 in Italia 90, mentre già nel 1940 negli Stati Uniti d'America c'era la figura del Security Manager. Siamo arrivati onestamente un attimino in ritardo nella realtà, ma in realtà quando viene richiesto dal DM, quando c'è stata la variazione del testo unico della pubblica sicurezza del vecchio 773 degli istituti di vigilanza privata, che c'era una capacità tecnica ad un certo tipo di richiesta, dal 2008 in poi se ne è richiesta un'altra, che ad esempio un titolare di licenza degli istituti di vigilanza deve essere esclusivamente un Security Manager.